Per un illustratore come me, il viaggio è un'infinita fonte di ispirazione e grazie al disegno posso rompere la dimensione del tempo e ampliare lo sguardo. Il carnet di viaggio, utilizzato anche dagli esploratori del passato, è uno degli strumenti più autentici per farlo. Il mio è un taccuino di appunti intimi, dove luce, forme e colori riportano in vita qualcosa che non esiste più. In questo mio andare, tra l'Adige e i colli euganei, cerco tracce degli antichi popoli che hanno abitato queste terre. La mappa del Retratto del Gorzon, voluta dalla Repubblica di Venezia nel Cinquecento, è il punto di riferimento per orientarsi. Retratto deriva dal latino retraere terram ab aqua, che vuol dire sottrarre la terra all'acqua. Da Este a Monselice, fino a Montagnana, il territorio nei pressi del canale Gorzon era una palude. Quando i veneziani iniziarono con le bonifiche, prosciugarono il lago di Vighizzolo. Il ponte in pietra a 3 grandi bocche prende il nome di Tre Canne e consente di convogliare le acque del Fratta, che poi diventa Gorzone, per farle defluire sotto il fiume Santa Caterina. Disegno luoghi ora invisibili, come i laghi di Vighizzolo e dell'Agriguola che si estendevano in questa zona. Vedo i fili d'erba nuotare nel vento, come immagino facessero i tanti pesci colorati del lago. I popoli che hanno fatto di queste terre la loro casa hanno utilizzato con grande equilibrio le risorse naturali. Secondo lo storico latino Cassiodoro, il paesaggio con le sue terme unisce un piacere delizioso ad una benefica medicina. L'architettura della villa, costruita dai Romani, si integra perfettamente con il contesto e io, nel mio carnet, posso ridare dimensione ai suoi spazi. Nel mio lavoro non c'è solo la tecnica. Guardo con attenzione quello che la storia racconta e lo faccio mio. Per me, disegnare è un atto d'amore verso quello che non c'è più. Le strutture a tumulo delle tombe sono realizzate da lastre di scaglia euganea, disposte a cerchio e orientate verso la città antica. Anche le tombe a cassetta, della stessa pietra o di legno, e quelle in fossa, sono state ritrovate sulle pendici del colle. Gli scavi raccontano di uomini e donne, i veneti antichi, capaci di convivere in armonia con le popolazioni arrivate da lontano, come i romani. Qui hanno ritrovato qualcosa di speciale, che ora è custodito nel Museo Nazionale a Testino. Questa tomba, che un bambino disegnerebbe come una piccola casa, è di una ricca donna veneta. Da alcune incisioni sappiamo che si chiamava Nerca. La coppa del vino che arriva dalla Puglia, il vasellame etrusco, greco e gli oggetti di ornamento e di abbigliamento riferibili ai Celti testimoniano come la famiglia della donna fosse dedita al commercio. Ci sono poi i gioielli in oro e pasta di vetro che la donna indossava, le spille chiamate fibule che ornavano le sue vesti, il portaanelli di bronzo con il suo prezioso contenuto. Di Nerca posso così immaginare il viso illuminato dagli orecchini d'oro e ambra, il taglio degli occhi, la sua bellezza. La professoressa Alexandra Ciavarria guida un nuovo scavo archeologico all'interno del complesso monumentale della Rocca di Monselice. Sono stati trovati i resti di una chiesa, databile dall'anno 1000 in poi, e delle sepolture ad essa legate, ma potrebbero essercene altre, ancora più antiche. L'obiettivo è scoprire l'origine dei ritrovamenti e la relazione con la fortificazione, che era linea di confine tra i territori dell'Impero Romano
e quelli longobardi. Ora mi sento anch'io un po' archeologo, anche se i miei strumenti sono matite, colori e un taccuino di disegni. La mia curiosità e la capacità di immaginare mi hanno permesso di riportare alla luce alcune storie di coloro che hanno vissuto tra i colli Euganei e il fiume Adige. Antichi popoli che hanno un comune filo rosso, quello dell'armonia tra gli esseri umani e il territorio.